La novità è che tenendo conto del fatto che l'adesione alla campagna vaccinale è ancora tutto sommato carente, nel senso che molti tra gli aventi diritto non hanno fatto ancora uso del vaccino, l'idea era quella di poter allargare la vaccinazione a tutti i cittadini che lo richiedessero entro poche settimane. Quindi basterà il tempo di avere in casa ancora un numero di vaccini sufficienti e credo che entro veramente 2 o 3 settimane potremo essere in questa condizione e quindi potremo anche dare il via libera alla vaccinazione a tutti indistintamente. Già nella riunione di ieri è stato dato il via libera alla vaccinazione per tutti i cittadini, chiamiamoli così, comunque si tratta dei ragazzi e dei bambini nella fascia di età compresa fra i 6 mesi e i 27 anni. E questo in ragione del fatto che dalle statistiche di cui noi disponiamo è proprio questa la fascia di età che fino adesso è stata maggiormente colpita.